15 maggio 2012, 15 maggio 1946, 10 luglio 1848, Messina, Forconi, Nostregoni, 15 maggio 1946-2012, Messina, Piazza del Popolo, antico ingresso della città, progetto di ricostruzione di Ernesto Basile, autore del Teatro Massimo di Palermo, che ha nel frontale la scritta «L'arte rinnova i popoli e ne rivela la vita, vano delle scene e il diletto, ove non miri a preparar l'avvenire». Piazza del Popolo, adesso denominata Francesco Lo Sardo, messinese che denunciò la dittatura italiana per aver ridotto in schiavitù gli operai del settore edile impegnati nella ricostruzione della città di Messina dopo il terremoto del 1908. 10 febbraio 1947, Trattato di pace della Seconda Guerra Mondiale, articolo 50. L'Italia è tenuta a tenere smilitarizzata la Sicilia e la Sardegna. Niente caserme, aeroporti, navi da guerra. Da 65 anni l'Italia occupa militarmente Sicilia e Sardegna, contrariamente al Trattato di pace di Parigi. 7 marzo 1947. Ad un mese dal Trattato di pace di Parigi, i reali carabinieri dell'esercito italiano sparano su 50.000 siciliani in piazza della prefettura ex fascista, eliminata dallo Statuto del Parlamento siciliano il 15 maggio 1946. Gennaio 2012. I forconi fermano la Sicilia per 5 giorni. Devono pagare le banche. Lo striscione allo svincolo blocco di Tremestieri Messina è pubblicato da Repubblica.it e da Discali in prima pagina. Messina è isolata dal mondo, nessun tir passa in città per 5 giorni. Il blocco coinvolge oltre 100.000 siciliani in tutte le città e nei paesi agricoli. Da 60 anni questa città di Messina è rappresentata da stregoni della politica italiana camuffati da siciliani. 10 luglio 1848, Costituzione, articolo 2, la Sicilia sarà sempre indipendente. www.messinacity.com dal 1995, Tribunale di Messina, registrazione 18 del 23/10/2001.